La situazione della sanità a Nuoro nel territorio è ormai disastrosa, un grido d'allarme lanciato tanto tempo fa ma che adesso insomma sta vedendo risultati che forse non ci aspettavamo così davvero negativi. La sanità in Sardegna è malata ovunque, non solo nel nuorese purtroppo. Da noi l'esempio dell'ospedale San Francesco, il San Camillo a Sorgono, altre realtà ospedaliere delle zone interne e delle zone più disagiate sono proprio la testimonianza che ormai non è più possibile rimanere indifferenti. Quindi per quanto mi riguarda e la mia parte politica in primis sosterrà convintamente ogni iniziativa del territorio per far sentire la voce a Cagliari e soprattutto perché la politica a Cagliari si mobiliti, non è più tempo di soluzioni rabberciate, occasionali, non sono sufficienti i 2 medici dall'ospedale di Olbia o il medico dall'ospedale di Lanusei per risolvere la carenza cronica nei reparti del San Francesco di Nuoro, è necessario un intervento sistematico e che possa portare soluzione da qui per il futuro. Quindi chiediamo che sia il Presidente della Giunta regionale a farsi carico del problema e chiediamo una sessione straordinaria del Consiglio regionale perché il problema venga affrontato, vengano messe a disposizione le risorse necessarie e soprattutto le soluzioni adeguate. Non si può continuare a far finta di niente né si può ipotizzare che la sanità nuorese muoia nel silenzio generale. Questo è assolutamente intollerabile, non ci sono posizioni politiche da difendere, questa è una battaglia comune, una battaglia per la salvaguardia del diritto alla salute di tutti i cittadini che appunto non ha colore politico ed è questa la ragione per la quale convintamente sarò presente per sostenere questo grido d'allarme e di dolore che si alza dalla provincia di Nuoro. Della sanità a Nuoro, nel territorio di Nuoro in Sardegna, ne parleremo più diffusamente nel corso della puntata di Un'isola allo specchio che andrà in onda questa sera alle ore 21:15.